inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. L'ultimo caso, quello di un quarantenne fermato dopo aver sfrecciato fino a 180 km all'ora su strade urbane. Solo nella zona del Grappa 100 auto confiscate da inizio anno. Serata da incubo a Castelfranco per 2 diciassettenni presi a schiaffi e rapinati di pochi euro di una cassa Bluetooth da un trentenne marocchino senza fissa dimora. È noto alle forze dell'ordine l'uomo arrestato dai carabinieri. L'ultimo colpo meno di una settimana fa, a 67 anni, a Santa Lucia di Piave, l'ex mala del Brenta, Moreno Monetti, trovato morto in casa a Camponogara dove era agli arresti domiciliari. Tornato a casa dall'ospedale, il 63enne insegnante del liceo Brocchi di Bassano accoltellato da Alberto Zago. L'abbraccio dei vicini, il riservo della famiglia, ci vorrà tempo per riprendersi. Ad emergenza passata inizia la conta dei danni nei paesi più colpiti dall'ondata di maltempo delle scorse ore. A Villorba l'acqua ha invaso il garage di un'abitazione. Ingenti danni, i coniugi pensano ora di trasferirsi. Oltre 5.000 persone al corteo per Gaza al Lido verso la mostra del cinema. Centri sociali, associazioni, politici, attivisti e attori in marcia al grido di stop al genocidio. Dal 4 al 14 settembre in Prato Fiera torna la festa democratica del PD di Treviso. 10 giorni di eventi con i maggiori rappresentanti del partito. L'8 settembre arriva Elly Schlein. Lavoro e crisi, mancano operai specializzati. L'allarme della CGIA di Mestre: in Veneto la metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili nei prossimi mesi potrebbero non essere occupati. C'è già molta attesa per la grande processione che il 21 settembre vedrà sfilare la Madonna dei Miracoli per le strade di Motta di Livenza alla presenza del Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pizzaballa, un evento che Antena 3 seguirà in diretta. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano il Far West in Pedemontana, aumentano gli inseguimenti da parte delle forze dell'ordine. L'ultimo caso nei giorni scorsi con un quarantenne marocchino, poi fermato dopo aver sfrecciato fino a 180 km all'ora in strade urbane. Il fenomeno è in aumento e non si tratta solo di cittadini extracomunitari ma anche di cittadini italiani, maggiorenni e anche minorenni, che non curante dell'ALT o comunque alla vista di una pattuglia scappano. I problemi sono tanti, sicuramente se uno scappa qualcosa da nascondere ce l'ha. Più che un dubbio è una cauta certezza quella degli agenti della Polizia Locale dell'Unione Montana del Grappa, da mesi alle prese con un vero e proprio fenomeno, quello degli automobilisti in fuga, persone che non solo saltano i posti di blocco ma pure accelerano se vedono avvicinarsi delle pattuglie. E questo comunque secondo me è dato anche dall'aumento della microcriminalità con la droga e tutto quello che ci va dietro, che comporta che tanti preferiscono non fermarsi e sperare nella buona sorte, ma la buona sorte non sempre ti aiuta. E i protagonisti, anche con i loro scooter, sono spesso giovanissimi, sottolinea il presidente dell'Unione Montana Paolo Mares, da una vita in comune a Castelcucco. Credo che tutto nasca da problemi non legati strettamente al codice della strada, quanto piuttosto a quello che è oramai il grosso problema che sta dilagando anche sulla Pedemontana del Grappa. E sto parlando ovviamente dei Maranza e di quei giovani che imperversano sul nostro territorio. L'ultimo grave episodio lunedì pomeriggio a Cavaso del Tomba, con un uomo, non un Maranza in questo caso, che ha sorpassato a tutta velocità il mezzo della locale. Ne nasce un inseguimento durato per circa 20 km a forte velocità tra sorpassi azzardati e manovre molto pericolose. Purtroppo all'altezza di Cariano San Marco lo perdiamo, ma avevamo sia la targa che altri elementi utili e nel giro di 3 giorni siamo riusciti attraverso delle indagini minuziose a risalire all'identità del conducente, che adesso verrà deferito all'autorità giudiziaria. Si tratta di un quarantenne marocchino residente in zona che ha sfrecciato fino ai 180 km orari e che nei giorni scorsi è stato al centro di un altro inseguimento, ma da parte dei carabinieri. Se pensiamo sono velocità folle da circuito, non da strade cittadini. Un fatto dunque non isolato, del resto sono 100 le auto confiscate da inizio anno nei 5 comuni dell'Unione, ovvero Castelcucco, Cavaso, Possagno, Monfumo e Pieve del Grappa, un dato record dettato anche da un altro trend. La cosa che più mi fa paura è che tante polizze false. E questo è un problema che nasce dal fatto che la gente cerca di risparmiare, però poi si rende conto che è stata truffata e circola senza avere nessuna copertura assicurativa, con tutto quello che gli va dietro a livello di codice della strada. E quando se ne rendono conto il risveglio è amaro. Trentenne arrestato dai carabinieri per rapina ai danni di 2 diciassettenni presi a schiaffi. È accaduto la scorsa notte a Castelfranco Veneto.
Una serata in compagnia si è trasformata in un incubo per due 17enni, una ragazza di Vedelago e un ragazzo di Trebaseleghe nel Padovano. Si trovavano in via dei Carpani a Castelfranco quando all'improvviso sono stati avvicinati da un 30enne di origini marocchine senza fissa dimora e già nota alle forze dell'ordine, che li ha colpiti con uno schiaffo. Nella circostanza ha portato via pochi soldi, 65 euro e una cassa Bluetooth. Nonostante lo shock per la rapina appena subita, i due ragazzi hanno trovato la forza per chiamare i carabinieri. La richiesta di aiuto dei ragazzi ha consentito ai carabinieri di trovare il giovane in prossimità e di arrestarlo in flagranza di reato. L'intera refurtiva è stata recuperata e sottoposta a sequestro, mentre il 30enne è stato condotto nel carcere di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. La tempestiva denuncia delle due vittime ha permesso ai militari di identificare in pochi minuti il presunto responsabile. Noi ogni giorno abbiamo circa un centinaio di pattuglie sul territorio, quindi è fondamentale la tempestività con cui viene chiesto aiuto e viene segnalato al 112 l'episodio, per consentire appunto alle pattuglie di portarsi in zona e di poi risolvere il fatto in maniera efficace. È stato trovato morto nella sua abitazione a Campo Nogara Moreno Monetti, 67 anni, uno dei volti più noti della mala del Brenta. Era agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato in flagranza di reato una settimana fa a Santa Lucia di Piave, mentre con un complice stava compiendo dei furti in casa. Si trovava agli arresti domiciliari in un'abitazione presa in affitto a Campo Nogara Moreno Monetti, 67 anni, per tutti Cheno, ex della Mala del Brenta. È qui che il proprietario di casa lo ha trovato morto dopo che da giorni non dava più segnali. L'uomo era stato giudicato per direttissima a Treviso dopo l'arresto in flagranza di reato da parte degli agenti del commissariato di Conegliano poco più di una settimana fa. Accanto il complice 61enne, anche lui ex affiliato della Mala. La coppia criminale era stata braccata nel mentre stava tentando un furto in abitazione a Santa Lucia di Piave in via De Amicis, a far scattare l'allarme e la segnalazione di un residente. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, uno faceva da palo, l'altro stava già scappando. Ne è nata una colluttazione con il conseguente ritrovamento di un borsone dentro gli strumenti del mestiere, un flessibile, un piede di porco e dei trapani. Poco distante un'auto rubata qualche giorno prima a Saonara e forse usata per il blitz. Questo dunque l'ultimo colpo di Moreno Monetti, protagonista di diverse pagine di cronaca criminale a nord-est. Nel recente passato, nel 2014, l'incursione con fucili d'assalto ai danni di un portavalori aveggiano nel Padovano. Negli anni 90 il coinvolgimento nell'omicidio nel Veronese del poliziotto Massimiliano Turazza, e poi ancora nel 2002 in un sequestro di persona lampo a San Donà di Piave. Dopo un periodo di latitanza all'estero, nelle Filippine, Cheno, originario di Dolo, era ritornato in Italia vivendo soprattutto di espedienti e furti in abitazione. L'ultimo saluto il prossimo 2 settembre nel Duomo di Dolo. Emergenza furti in casa e borseggi. Dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari una proposta destinata ad aprire un ampio dibattito. Applichiamo, dice, il protocollo per le famiglie di mafia, togliamo i figli a chi insegna loro a rubare. Non è una novità perché il protocollo esiste già ed è applicato ai figli di famiglie mafiose, ma la proposta del senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, di togliere i figli alle famiglie che insegnano loro a rubare è destinata a fare discutere. Esiste un protocollo che si chiama Liberi di scegliere, che consente di liberare i figli dei mafiosi da quella morsa criminale. Io credo che quel protocollo possa essere utilizzato anche in altri ambiti, laddove le famiglie educano i figli alla illegalità e non alla legalità. Nell'estate di attenzione pickpocket con Venezia che per poche ore ribattezza persino una calle della Mandola, il sottosegretario Ostellari spiega di essere al lavoro anche su un altro provvedimento, una proposta di legge per superare la riforma Cartabia e rendere perseguibili d'ufficio reati come il furto con destrezza. Nel frattempo ribadisce: insegnare ai propri figli l'illegalità, io credo sia rubare innanzitutto il futuro ai più piccoli, e questo noi non lo possiamo accettare più. Noi dobbiamo dare dignità a tutti,
se c'è una famiglia in difficoltà va aiutata, ma se c'è una famiglia che insegna ai propri figli solo l'illegalità, io credo che in questo caso lo Stato debba intervenire. Così come facciamo con i mafiosi, lo facciamo anche negli altri contesti. È tornato a casa ed è in via di guarigione il docente di Bassano del Grappa, accoltellato lunedì da un trevigiano. Le mura di casa e il conforto degli affetti familiari saranno una cura importante per il professore di matematica del liceo Brocchi di Bassano, accoltellato lunedì mattina non lontano dalla sua scuola. Il suo aggressore, il 33enne di Quinto di Treviso Alberto Zago, è in carcere a Vicenza con l'accusa di tentato omicidio e non ricorda nulla di quanto accaduto. Il docente era stato operato lunedì sera all'ospedale San Bortolo di Vicenza per la rimozione di alcuni frammenti della lama rimasti nella spalla sinistra. 4 giorni dopo è stato dimesso ed è rientrato nella sua abitazione, da dove fa sapere di non voler rilasciare dichiarazioni pubbliche su quanto gli è accaduto. La famiglia, ringraziando la nostra redazione per non averne diffuso l'identità, chiede il riserbo sulla vicenda perché se le ferite fisiche sono in via di guarigione, per quelle emotive servirà ancora un po' di tempo. Quel che è accaduto con una coltellata alle spalle per aver rifiutato una sigaretta al suo aggressore è un fatto che lascia inevitabilmente il segno. Intanto anche i vicini di casa si sono fatti presenti con un omaggio di bentornato fra le mura domestiche. Ci sarà il decorso medico da seguire su indicazione dei sanitari e appena possibile il rientro in aula per il nuovo anno scolastico una volta conclusa la convalescenza. Quelle strade del quartiere intorno al suo liceo, strade che da anni percorre ogni mattina a piedi, forse non avranno più lo stesso fascino di tranquillità, ma andare a comprarsi le sigarette, poi entrare e uscire da scuola torneranno ad essere azioni normali anche grazie al periodo di riposo che potrà vivere nei prossimi giorni, al sostegno delle persone che gli stanno vicine e al rispetto delle distanze che ha chiesto di mantenere. Paura in un campeggio di Cavallino Tre Porti, dove una bimba di 7 anni è stata soccorsa dai sanitari poco prima delle 18:30. La piccola ha riportato un forte trauma cranico dopo essere caduta a bordo piscina mentre stava giocando con alcuni amichetti. Sul posto l'elicottero del SUEM 118 di Treviso che ha trasportato la bambina a Padova. Ad emergenza passata inizia la conta dei danni nei territori maggiormente colpiti dall'ondata di maltempo delle scorse ore. A Villorba l'acqua ha invaso il garage di un'abitazione, ingenti danni, e ora i coniugi pensano di trasferirsi. A Castagnole di Paese è ancora in corso la conta dei danni provocati dal maltempo che ha colpito la Marca. Si parla sicuramente di migliaia e migliaia di euro che il comune deve investire per il ripristino e la messa in sicurezza del cimitero e lo smaltimento del legname degli alberi caduti. Tutto denaro pubblico che il comune si trova ora a spendere ma che era destinato ad altri scopi, soprattutto sociali. C'è amarezza dunque nei diversi comuni della provincia maggiormente colpiti. Ad emergenza passata sono soprattutto le voci dei cittadini a fare eco. In via Pastrengo a Villorba la forte pioggia ha fatto allagare la via e il garage di un'abitazione. È successo che ci siamo allagati, guardi dove è arrivata l'acqua. I tuoni, poi la pioggia, il tempo di uscire a vedere le condizioni della via che è risaputo quando piove copiosamente si allaga e il garage era già sott'acqua. Siamo scesi giù in taverna ed c'erano 80 centimetri di acqua nel giro di mezz'ora, perché l'acqua era copiosa, per cui si è allagato il garage e la taverna con gli annessi locali. Impossibile al momento stimare i danni. Notevoli, devo buttare tutto, la credenzina, una porta del garage, questa qui, e poi documentazioni varie, quindi si sa bene quali sono i risvolti. Non la prima volta che accade, da 2 anni i coniugi vivono a Villorba. Era successo che si insinuasse qualche infiltrazione, questa volta però è andata peggio e la coppia pensa ora di trasferirsi. Adesso mi conto gli anni. In campo in queste ore di maltempo anche la protezione civile con il coordinatore provinciale che spiega come si sono organizzate le squadre che hanno svolto circa 60 interventi in 2 giorni.
48 ore di servizio non stop, quello della Protezione Civile di Treviso, che in 2 giorni ha svolto circa 60 interventi, tra quelli d'emergenza nella notte di giovedì e quelli di sopralluogo per verificare tenuta di alberi, manti stradali, tombini, assicurarsi che le persone soccorse stessero bene. 2 giorni abbastanza impegnativi. Sono stati interventi che sono stati coordinati come un sistema, come il sistema di protezione civile ci insegna, insieme ai vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine e sicuramente insieme anche alla nostra polizia locale. 2 le riunioni svolte dopo l'allerta meteo per capire quali siano i dettagli da migliorare negli interventi urgenti. Un lavoro, quello dei volontari della Protezione Civile, che si svolge sempre in emergenza, ma nel tempo e con il cambiare del clima e dunque dei fenomeni temporaleschi è cambiata anche la formazione del personale. La formazione del volontariato sta cambiando, perché appunto dobbiamo andare incontro a delle esigenze che cambiano. Sono cambiate e lo sappiamo benissimo, c'è stato uno spartiacque con il Covid. Da quel momento noi ci stiamo organizzando, tanto è vero che con la Regione Veneto abbiamo detto il volontariato così è un po' vecchio, dobbiamo essere più dinamici. E chi assolutamente essere dinamico, volontario, vuol dire andare verso i droni, andare verso nuove realtà. Protezione civile è essere all'ausilio della popolazione, essere un ausilio alle forze dell'ordine. Un 68enne trevigiano ha accusato un malore durante un'escursione in kayak nella zona di Clout, sul greto del Cellina. Sul posto i tecnici della stazione Valcellina, del soccorso alpino, i sanitari giunti con l'ambulanza e l'elisoccorso da Pieve di Cadore e i vigili del fuoco. Il 68enne, una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale. Adesso andiamo al Lido di Venezia, dove è in corso il grande corteo per chiedere la pace a Gaza, stop genocidio, insomma, la voce unanime che si è alzata dal lungo serpentone che ha attraversato le vie del Lido, dove per noi c'è il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Allora siamo arrivati quasi al termine di questa giornata lunga, come abbiamo visto anche nei collegamenti precedenti. Il corteo è arrivato fino qui alle porte della Mostra del Cinema come previsto e poi ha imboccato via Dardanelli e da qui tornerà lungo via Sandro Gallo facendo rientro a Santa Maria Elisabetta. Possiamo dire al termine di questa giornata insomma che questa mobilitazione per Gaza, anche a detta degli organizzatori, è pienamente riuscita. Gli organizzatori volevano arrivare fino alla mostra per dare questo appello alla pace affinché cessino le armi, e così è stato. Un corteo ordinato, possiamo dire, vario, con ovviamente una caratterizzazione unica da parte di tutti della pace per tutti, ecco. E gli organizzatori si sono detti appunto soddisfatti, un fiume di gente, tutto è andato bene, lo diciamo. Ora manca solo un'altra parte delicata, il rientro, perché qui sono arrivati in 5.000, poi c'è chi dice anche di più, comunque sicuramente migliaia e migliaia di persone che hanno diciamo aumentato quasi di 1/3 la popolazione abituale del Lido, visto che qui risiedono 17.000 persone durante l'anno. In questi giorni ovviamente per la Mostra del Cinema c'è una grande affluenza. I manifestanti poi hanno lanciato anche altre iniziative che partiranno a settembre a Vicenza, una nuova mobilitazione per chiedere la pace per la Palestina, che tacciano le armi a Gaza, a ottobre a Udine, quindi il nostro nord-est verrà ancora toccato da questa mobilitazione. Poi gli organizzatori di questo corteo composito hanno chiesto anche, prendendo atto che la Biennale ha condannato espresso, ovviamente non poteva essere che così, a favore della pace, ha chiesto che la Biennale nel 2026 prenda anche decisioni molto forti qualora continui quello che viene citato a tutti gli effetti come un genocidio. Questo si vedrà poi nei prossimi mesi. Speriamo che anche questa mobilitazione serva ovviamente per fare breccia soprattutto a chi deve decidere che smetta il massacro di persone civili, qualsiasi sia lo
loro stato, il loro censo, il loro credo religioso e quant'altro. Ma vorrei, Francesca, farvi ascoltare le voci del corteo raccolte dal collega Filippo Fois con Francesca Pezzo quando il corteo intorno alle 17 di questo pomeriggio è sbarcato a Santa Maria Elisabetta. Sentiamo. Questo massacro deve finire, che Netanyahu deve essere isolato, che i governi europei, anche quello italiano, devono intervenire per mettere fine a questa situazione. Sarebbe importante mettere fine a questo massacro e riconoscere lo Stato di Palestina. Riconoscere lo Stato di Palestina avrebbe un grande valore simbolico per dire che è una prospettiva, quella a quale abbiamo sempre creduto, dei due popoli e dei due Stati, esiste ancora. Molti attori, molte attrici, molti cineasti in genere hanno già fatto delle cose, quindi la presenza di una voce, di tante voci contro quel che sta succedendo, contro il genocidio ormai è ovunque. Noi non possiamo essere a Gaza, che è il luogo in cui tutto il mondo dovrebbe essere, perché ce lo impediscono. Non potendo essere lì, portiamo qui Gaza. Non mi sembra che ci sia nessun tipo di chiusura. Chiaramente lì succedono delle cose per cui si presentano i film, c'è un'altra cosa, però ci sono un sacco di film che parleranno della Palestina. Io non la vedo questa cosa di voi siete lì e noi siamo qui, sinceramente non mi sembra. Noi pensiamo che l'umanità in questo momento stia urlando a gran voce che esiste, che qui c'è la rappresentanza della meglio umanità. Le persone non riescono più a stare a casa, abbiamo bisogno di scendere in piazza, abbiamo bisogno di farlo tutti insieme per dire stop a questo genocidio. Ecco Francesca, qui a Mostra è stata davvero una giornata storica di cui sentiremo parlare a lungo anche nei prossimi mesi e probabilmente anche nei prossimi anni, nel senso che non è nuova la Mostra ad ospitare mobilitazioni, manifestazioni che a volte hanno anche mirato a raggiungere i red carpet. Questa manifestazione è storica perché hanno comunque coesistito insieme questi due binari, la cultura e il cinema, che hanno continuato regolarmente il loro programma, e questa mobilitazione generale, quasi a voler sottolineare appunto che sono due facce dello stesso aspetto. È andato, lo ripetiamo ancora una volta, tutto bene. Hanno partecipato anche tantissimi, numerosi attori, personaggi del mondo della cultura, che quindi, compresa la conduttrice della Mostra del Cinema Emanuela Fanelli e tantissimi altri, Michele Riondino eccetera, che hanno voluto far sentire con la loro presenza la propria voce. Ma all'interno del corteo c'è stato anche un interessante contributo di un pacifista che ha raccontato questo episodio. Io farei partire il servizio, se non hai domande dallo studio. Vi salutiamo qui con Sandro Ponchio, ringraziando tutti voi e dandovi appuntamento a domani, ovviamente, per gli aggiornamenti qui dalla Mostra del Cinema e per i commenti anche su questa manifestazione. Che cosa c'era qua? C'era la bandiera di Israele, perché questa bandierone grande è un simbolo che noi abbiamo adottato come digiunatori per la pace, che avevamo cominciato a digiunare ancora lo scorso anno, e che rappresenta la necessità di accompagnare questo conflitto con un futuro di dialogo tra le parti. Non a caso la bandiera era composta di 4 bandiere, quella palestinese, quella israeliana, quella dell'ONU e quella della non violenza. Qualcuno non è piaciuto però la presenza, diciamo, visto che rappresenta il governo, forse che si sta contestando in questo momento. Allora, le bandiere, purtroppo io capisco chi è vittima di violenza come chi abita in Palestina in questo momento, è difficile accettare la bandiera di Israele perché è sopra i carri armati ed è una situazione di violenza abbastanza pesante, ma io penso che noi dobbiamo avere una responsabilità, noi che abitiamo qui e che per nostra fortuna non viviamo quella tragedia, che è quella di tentare di costruire i ponti sempre e continuamente, perché c'è una parte di popolazione israeliana che non vuole questa guerra e che la sta manifestando, e noi dobbiamo dialogare con loro.
Diciamo che questo è stato l'unico momento di tensione, se così possiamo chiamarlo, durante questa grande manifestazione, la bandiera di Israele che è stata strappata da altri manifestanti. Torniamo a Treviso per parlare della festa democratica, la festa del PD di Treviso in Prato Fiera dal 4 al 14 settembre, l'8 arriverà. Ellie Schlein. Le più rilevanti, posso dire, sono sicuramente Gianni Cuperlo, che sarà presente il 6, Stefano Bonaccini, che sarà presente il 7, l'8 appunto c'è la segretaria nazionale. La segretaria Dem Ellie Schlein l'8 settembre sarà in Prato Fiera in occasione della festa democratica. È solo uno degli ospiti illustri, tra gli altri Pietro Fassino, Pippo Civati, Pierluigi Bersani il 18 settembre, che interverranno nella 10 giorni organizzata dal PD di Treviso. Da 6 giorni passiamo a 10. Si potranno trovare film di vario tipo. Si potranno trovare anche spettacoli o presentazioni di libri, quindi più livelli, sia un'attività locale che viene rilanciata, sia l'attività della campagna per le elezioni regionali. Siamo in campo e vogliamo cambiare il Veneto e poi appunto una presenza nazionale rilevante. Dai temi strettamente locali alle grandi questioni internazionali come i conflitti in Ucraina e Medio Oriente e i dazi di Trump saranno affrontati nel corso della festa, che sarà però anche l'occasione per conoscere i candidati alle prossime regionali e il programma del PD. Diverse le giornate che vedranno la presenza del candidato presidente Giovanni Manildo. Film, musica, eventi culturali per una festa democratica nata a Treviso e presa ad esempio anche fuori provincia. Penso a Mogliano, per esempio a livello provinciale, che quest'estate è tornata a fare 3 giorni di festa dell'unità. Penso anche ad altri territori, qui vicino la Federazione Provinciale di Venezia, la Federazione Metropolitana è tornata a fare la propria festa democratica, festa dell'unità provinciale proprio a Marcon, quindi anche non proprio nel capoluogo ma a macchia d'olio. Quella è l'idea, anche di tornare in mezzo alle persone. Treviso dunque in primo piano, a partire dal candidato presidente, ex sindaco proprio del capoluogo della Marca. Rappresenta anche quello che è per noi militanti trevigiani un orgoglio, cioè il fatto che venga reso merito a questo territorio di aver prodotto a livello di centrosinistra degli amministratori e di dirigenti di assoluto primo piano. E a proposito di regionali, è presentata la lista dei candidati di Alleanza Verdi Sinistra. È stata presentata ufficialmente la lista dei candidati alle regionali di novembre di Alleanza Verdi Sinistra, donne e uomini anche giovanissimi o di grande esperienza che hanno scelto di dedicarsi al territorio con passioni e grandi speranze. È una lista di persone impegnate nel territorio, impegnate con i comitati, con le associazioni per l'ambiente, per i diritti civili. È una lista a nostro avviso molto competitiva, è una lista che speriamo arrivi anche alla doppia cifra. Noi lavoreremo giorno dopo giorno in questi neanche 90 giorni che ci restano alla data delle elezioni. Ecco tutti i candidati con la sola assenza di Lisa Trinca che dichiarano i loro impegni. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo, alle morti sul lavoro, agli infortuni su cui purtroppo la Regione Veneto è maglia nera e in particolare il contrasto al fenomeno del caporalato che purtroppo è molto diffuso, soprattutto nel settore dell'agricoltura ma anche in altri settori come quello della cantieristica e della logistica. Ho accettato l'invito di Alleanza Verdi Sinistra a candidarmi per poter portare le battaglie come quella contro il quarto lotto della tangenziale di Treviso sul programma regionale. Voglio impegnarmi sul recupero della mobilità intelligente, la metropolitana di superficie, la bicicletta bisogna poterla usare per andare al lavoro in alternativa all'auto e non solo la domenica per andare a divertirsi. Credo fermamente che bisogna impegnarsi nei temi dell'ambiente, nei temi del recupero e della salvaguardia del territorio, ma anche nei temi legati al lavoro e all'istruzione. Faremo tutti il massimo per lavoro, ambiente e salute. Portare avanti i diritti degli studenti, soprattutto per quanto riguarda le borse di studio che ancora purtroppo non vengono pagate. Porterò avanti diverse battaglie, tra cui quella della tutela ambientale, la lotta al consumo di suolo, ma anche tutte le questioni che riguardano i giovani, a partire dal disagio giovanile, ma anche la salute mentale. Se dovesse vincere, AVS promette di rinegoziare l'accordo con SIS per l'autostrada pedemontana, vera spada di Damocle per chiunque governerà. Le entrate si aggirano su circa
140 milioni di euro l'anno e quindi facendo i calcoli dopo i 39 anni purtroppo avremo un buco che si aggira sui 5 miliardi di euro. È giusto rinegoziare quella convenzione perché è tutta a sfavore dei cittadini del Veneto che dovranno pagare in termini di tagli di sanità, ambiente e sicurezza stradale gli errori fatti da questa amministrazione di centrodestra, prima con Galan e poi con Zaia. Si è parlato di regionali anche in occasione della presentazione del professor Carlo Cottarelli a Treviso del suo libro Senza giri di parole, perché Azione con Nicolò Rocco sembra essere sempre più vicina a schierarsi al fianco di Giovanni Manildo. Stiamo dialogando con l'unico candidato in campo che è Giovanni Manildo, però noi vogliamo farlo portando un programma. Il fatto che oggi venga Carlo Cottarelli dimostra anche la qualità della nostra proposta. Carlo Cottarelli parla di 7 sfide globali nel suo libro, sono 7 sfide che riguardano anche il Veneto. Dalla transizione ecologica e digitale alle nuove gerarchie di geopolitica, dalle sfide dell'immigrazione a quelle del commercio. Noi siamo una regione che esporta e quindi dobbiamo affrontare questi problemi. Abbiamo avuto un ministro che ha detto che i dazi sarebbero stati un'opportunità, non è così. Dal Veneto sono andando via 50.000 giovani in 10 anni, 50.000 giovani sono il 6º capoluogo, sono ingegneri, sono medici, sono economisti, sono persone che stanno creando ricchezza altrove, dobbiamo capire come riportarli. Trattenere i talenti è la sfida che si pone proprio Azione. Questo sarà il ruolo di Azione, cioè fare proposte per portare innovazione, portare una business school diciamo di livello regionale, un politecnico regionale, questo è quello che faremo, proposte non slogan. Azione ha dialogato anche con il centrodestra, ma la conclusione è una sola. Però è evidente, la scelta la prenderà Roma, ci sarà diciamo, un atteggiamento tutto volto a difendere diciamo, un'eredità. Noi pensiamo che il Veneto sia assolutamente un patrimonio, ma che questo patrimonio poi debba essere portato avanti con idee. Di là vediamo soltanto in questo momento una sanguinosa lotta per l'eredità. Una destra al governo che non riesce nemmeno a trovare un giorno unico per le elezioni regionali e che fa arrabbiare il professor Cottarelli. Si mettessero d'accordo a fare tutte le regionali in un solo giorno sarebbe molto meglio, lo stesso varrebbe per i comuni. Qui c'è un'elezione ogni mese ormai, questo anche toglie interesse nel dibattito politico purtroppo. Poi il professore ha intrattenuto una vera e propria folla, corsa a Palazzo dei 300 ad ascoltare uno sguardo alto e profondo sui problemi del mondo, facendo anche ridere i presenti, rivelando quale avrebbe dovuto essere il titolo del suo libro. Di fronte a questi problemi io devo riconoscere che inizialmente avevo un altro titolo in mente e ho tentato da chiamare questo libro, intitolare questo libro Non c'è più niente da fare. Il nuovo fronte di crisi delle piccole e medie aziende venete è la mancanza di lavoratori. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, la metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione nei prossimi mesi potrebbe non essere occupata. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si sta accentuando sempre più, in particolar modo nel Veneto. Carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori, operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. In Veneto gli operai specializzati stanno diventando introvabili e 4 colloqui su 10 finiscono deserti. Poco più della metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione da qui ad ottobre sarà di difficile reperimento. Lo sostiene l'ufficio studi della CGA di Mestre sulla base degli ultimi dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa situazione si sta aggravando perché dopo il periodo del Covid tra i giovani è sempre più diffusa la ricerca di occupazioni caratterizzate da elevati livelli di flessibilità oraria. Inoltre, tali candidati mostrano una limitata disponibilità ad accettare incarichi con tempi di lavoro prolungati o condizioni lavorative particolarmente gravose dal punto di vista fisico. Anche altre cause contribuiscono a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Innanzitutto la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, ma è anche rilevante sottolineare come molti giovani non possiedano le competenze tecniche e professionali richieste, in particolare nel settore manufatturiero, un fenomeno che conferma lo storico divario che persiste tra formazione scolastica ed esigenze del sistema produttivo. Sono dinamiche che stanno causando gravi difficoltà a numerose piccole imprese,
le quali incontrano crescenti ostacoli nel reperire figure professionali altamente qualificate nell'edilizia, nella meccanica, nel legno, nel tessile, nell'abbigliamento e nelle calzature. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l'edilizia e il manufatturiero, in particolare nelle filiere del legno, del tessile, abbigliamento, calzature e della metalmeccanica. Le più colpite dal fenomeno sono le imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Insomma, gran parte dei distretti produttivi veneti sono a rischio tenuta per la carenza di manodopera specializzata. Cambiamo argomento, c'è già molta attesa per la grande processione che il 21 settembre vedrà sfilare la Madonna dei Miracoli per le vie di Motta di Livenza alla presenza del Patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, un evento che Antena 3 seguirà in diretta. Si è voluto ringraziare la Madonna per averci riportati alla pace dopo la prima guerra, ricordando che proprio qui in Basilica è stato cantato il primo Te Deum per la fine della guerra, il primo Te Deum di tutta la nazione. La processione della Madonna dei Miracoli di Motta e le invocazioni per la pace. Sintesi di spiritualità ma anche della consapevolezza di quanto sia fragile l'umanità. E lo si vede nelle piccole violenze quotidiane, negli atti di bullismo, nella violenza alle donne, ma soprattutto nei tanti conflitti aperti in diverse parti del mondo. Per questo la pace sarà l'invocazione più forte e sentita della processione di quest'anno giubilare. La terza domenica di settembre, il 21 prossimo, sarà una grande, importante giornata per il santuario. La tradizione ci ha consegnato una processione ogni 25 anni, è un momento straordinario che esprime in modo singolare la devozione di tutta la zona, di tutto il territorio. E questo momento di fede e speranza vedrà la presenza di un testimone diretto dell'umanità sofferente per la guerra. La presenza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, che è fraterna, amicale, perché il patriarca venne già qui da arcivescovo tempo fa, è un nostro frate, appartiene alla nostra provincia, però viene in veste di patriarca di Gerusalemme, questo luogo che conosciamo molto bene da qualche anno a questa parte per le vicende di Israele, della Palestina, attualmente il dramma tragico di Gaza. Sarà dunque un momento di fede ma anche di testimonianza, per sentire da chi ogni giorno si confronta con le crudeltà della guerra, ma che, sottolinea Padre Mario, non viene mai meno alla sua missione. Il fatto che lui ha preso anche posizione annunciando pochi giorni fa che le comunità religiose non possono abbandonare il territorio. Questa situazione, incandescente che il patriarca in prima persona sta vivendo, per la sua esortazione da tempo appunto a pregare e per la pace e al dialogo tra quei popoli, la sua presenza ci indurrà proprio a caratterizzare la processione in buona parte come supplica per la pace. Pace in Europa, ne abbiamo bisogno. Pace in queste nazioni tormentate dal conflitto, pace nel mondo. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Primo piano, una nuova frana e una nuova interruzione al traffico, questa volta accaduti nel comune di Longarone. Non c'è pace per la rete viaria della provincia. Questa volta a fare le spese del maltempo è stata la strada provinciale 251 in territorio di Soffranco, frazione di Longarone, con dei massi che hanno ostruito la principale via di accesso alla Val di Zoldo. Disagi purtroppo per chi percorre questa strada che collega la parte della provincia con la Val di Zoldo e che ha costretto per diverse ore a chi voleva raggiungere questa località attraverso Cibiana oppure la parte agordina. Devo dire che è un tema che purtroppo sta colpendo la nostra provincia durante quest'estate estremamente piovosa. Questa volta è toccato a noi qui in questo tratto di strada. Il masso era veramente di grandi dimensioni, fortunatamente non ci sono stati danni per chi passava in quel momento e questo è bene. L'emergenza era scattata ieri sera grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Veneto Strade è subito intervenuta.
e la via è stata chiusa al traffico per essere aperta poi solo nel pomeriggio, lasciando la corsia adiacente alla montagna a fare da contenimento in caso di ulteriori cadute in quello che era rimasto uno dei pochi tratti della 251 a non essere imbrigliato con reti di protezione. La 251 è una strada che negli anni ha avuto diversi problemi, abbiamo investito diversi milioni di euro per metterla in sicurezza in gran parte dei suoi tratti, è una di quelle strade sulle quali dovremo fare degli investimenti importanti ed è quello che auspico, diciamo, post Olimpiadi. Abbiamo sempre detto che le Olimpiadi hanno sistemato la viabilità nella parte alta della provincia, però adesso gli interventi sulla 251, sulla 203 a Gordina e il collegamento con la Pedemontana diventano urgenti altrettanto e mi auguro veramente che riusciamo insieme a trovare le risorse economiche per questi interventi. Il segretario di Liga Veneta Repubblica rivendica il posto da assessore lasciato libero a Belluno da Franco Roccon. Hanno fatto rumore le dimissioni da assessore del comune di Belluno rassegnate da Franco Roccon, arrivate a poca distanza da quelle di Simonetta Buttignon. Ci sono questioni personali e questioni politiche. Sulle seconde è intervenuto il segretario del partito di cui fa parte Roccon. La segreteria nazionale della Liga Veneta Repubblica è rimasta negativamente sorpresa dalle decisioni della giunta e del sindaco del comune di Belluno. Fin dall'inizio della campagna elettorale per l'elezione del sindaco Pellegrini, il nostro esponente di spicco, che è Franco Roccon, ha lavorato per arrivare a un risultato positivo, aggregando tutte le forze moderate del centrodestra per poter avere un risultato positivo e quindi l'elezione del sindaco e quindi la vittoria della maggioranza di centrodestra. La questione riguarda ora il dopo. Non è infatti ancora dato sapere a chi verranno assegnate le deleghe di non poco peso lasciate libere dall'assessore dimissionario. Tutto ciò da noi è stato valutato con molta attenzione e quindi, facendo parte noi anche a livello regionale della coalizione di centrodestra, chiediamo al sindaco di rispettare la scelta di avere un assessore espresso dalla Liga Veneta Repubblica. Giornata speciale al polo educativo Sperti. Raccogliendo l'invito ricevuto, i carabinieri di Belluno hanno incontrato i ragazzi del centro estivo espertissimi per un incontro a scopo educativo e formativo nell'ambito della settimana della legalità. Tra i militari e i ragazzi c'è stata una chiacchierata durante la quale tantissime sono state le domande e le curiosità. Al termine dell'incontro i bambini hanno fatto dono di un disegno con un messaggio di saluto che stiamo vedendo. Noi siamo in chiusura, vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera a tutti.